Allora, premessa, io non ce l'ho assolutamente con i sindacati, anzi i sindacati sono uno di quelle componenti sociali che ovviamente ognuno, diciamo, nella nostra società che è formata da più classi sociali, da più interessi, da più portatori, come si dice, stakeholders, portatori di interessi, quindi ci sono gli imprenditori, ci sono gli operai, ci sono gli insegnanti, quindi va benissimo che ci siano i sindacati che portano avanti delle istanze e difendono alcune situazioni. Lo dico proprio in maniera onesta, sincera e spassionata. Però il comunicato che ci è arrivato ieri dalla FP-CGIL Veneto, che abbiamo pubblicato ieri, praticamente abbiamo riportato quello che hanno detto loro, francamente mi lasciano molto perplesso e sto parlando come uomo di mezza età, 62enne, che per un motivo o un altro, per i familiari, per motivi personali, per varie cose, ho avuto modo più volte di andare in pronto soccorso. E mi sembra che invece questi chi ha scritto questo articolo, ripeto con tutto rispetto, non mi ricordo chi l'ha firmato, qua non mi sembra che sia firmato, dice delle cose che francamente mi sembra che viviamo anche questa volta in realtà separate. Ecco, perché questi praticamente il titolo era Pronto soccorso in Veneto, troppi codici bianchi rispetto al resto delle regioni, costi scaricati sui cittadini. In sostanza dicono che con statistiche alla mano che il Veneto è una delle regioni dove c'è più ricorso al codice bianco e chi va in pronto soccorso al codice bianco, adesso per esempio io ho una spina su un dito che non riesco a togliere, quindi se vado al pronto soccorso per me da togliere è sicuramente un codice bianco e dovrei pagare 25 euro di quota fissa e più eventualmente il ticket per i vari esami in pratica, no? E quindi questi dicono che tutti questi costi con tante una serie di statistiche vengono scaricano, hanno fatto il confronto con altre regioni e secondo loro è una cosa sbagliata e propongono addirittura di fare organizzare il pronto soccorso con diciamo differenziando le entrate per i codici. Allora, qua dovrebbe esserci qualche politico, qualche amministratore che interviene, ma oggi così diciamo che mi prendo io questo onere, anche se non sono un amministratore, non sono un politico, non ho l'ambizione di fare... Ecco. Però, francamente, allora, la sanità nel Veneto impegna l'85% del bilancio regionale. Praticamente su 100 euro che ha a disposizione la regione, 85 vanno per la sanità. Quindi onestamente quando sento qualcuno che ha delle proposte, francamente li vorrei vedere come attuarle queste proposte. Ma a parte questo, il pronto soccorso è stato organizzato in questo modo perché altrimenti ci sarebbe la ressa di persone che vanno per qualsiasi cosa, faccio l'esempio della mia spina che ho qui sul pollice, e quindi quello che invece ha un infarto dovrebbe, che non si capisce perché il problema del pronto soccorso è anche che non mica sempre si riesce a capire chi va cos'ha, perché magari uno ha un leggero malessere, è già infartuato, e un altro non ha nulla. Mi raccontavano, perché io parlo con infermieri e medici, mi raccontavano di un caso emblematico, un anziano che è andato perché sentiva un po' di disagio e dice controllatemi perché ho sentito qualcosa al cuore e fatemi tutti gli esami perché in velocità perché poi devo andare a ballare. Cioè, avete capito? Ecco, allora, queste cose non sono scritte in maniera precisa, praticamente chi va anche in codice bianco e poi capita che è qualcos'altro, allora non paga il ticket, come per esempio chi fa un incidente e sembra che sia fratturato invece non lo è, poi paga il codice, ma questo qua viene fatto non per fare cassa sui cittadini, viene fatto perché sennò altrimenti sarebbe il disastro nel pronto soccorso. Ecco, vorrei ricordare anche un'altra cosa, cioè qua proprio, io francamente, non lo so, io non voglio prendere in giro la CGIL assolutamente, però mi sembra veramente che qua non hanno nessun contatto con la realtà, cioè parlano di fare accessi diversi a seconda del codice pronto soccorso, ma leggete i giornali, cioè mancano medici, infermieri in tutta Italia, e questi qua parlano di fare accessi diversi. Non è possibile, è una cosa che io credo veramente è giusto ovviamente difendere, perché ovviamente, parliamoci chiaro,
Uno va al pronto soccorso, crede di avere una frattura, gli fanno tutti gli esami, gli fanno l'eco, gli fanno questo e quest'altro, se sta fuori una frattura si trova a pagare 80, 90, 100 euro. Quindi può succedere che a un certo punto uno dice prima di andare al pronto soccorso aspetta un attimo perché magari mi rovino, cioè, effettivamente, però purtroppo cioè, ci deve essere un bilancio. Io credo che il pronto soccorso, intanto il nostro pronto soccorso, anche se parliamoci chiaro, soffre anche il nostro pronto soccorso di chioggia, di mancanza di medici e infermieri, ma non è colpa di chi amministra, non ci sono. E allora tanti dicono, basta pagare di più. Eh sì, è facile, io non credo che chi amministra i vari dirigenti, i vari siano così coglioni da dire ma sì, chi se ne frega, paghiamoli di più, è semplicissimo, evidentemente non ci sono le risorse sufficienti per poter aumentare, che comunque so che degli aumenti sono stati fatti ma non sono sufficienti, ma la coperta è quella, o tiri da una parte o tiri dall'altra, questo è un po' il discorso. Ecco, approfitto anche per dire che sono molto dispiaciuto di vedere il parlamentare Tosi di Forza Italia che critica spesso il presidente della regione Luca Zaia e sempre sulla sanità. È un fuoco amico, capisco che tra poco ci saranno le regionali e quindi ognuno cerca di sgomitare per prendere molto più, ma credo che speculare sulla sanità sia profondamente sbagliato. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.